Il mio ruolo è quello di aiutare le persone a capire l'innovazione tecnologica rapportata all'azienda. L'obiettivo è sicuramente quello di far capire alle persone che quando si adottano delle nuove tecnologie è sicuramente per migliorare, oltre che la tipologia di lavoro, anche quelli che sono i risultati che si ottengono. L'azienda negli ultimi 4 anni ha fatto un consistente piano di investimenti sul settore informatico. Oggi si parla del progetto di FabLab a livello internazionale che a livello locale. Fondamentalmente un laboratorio di fabbricazione digitale in cui ci sono presenti diverse tecnologie. A distanza di 15 anni, oggi siamo più o meno a 1000 fatto. Si parlava di esplosione di pellet. Sì. E questa qua, si parte dai pellet direttamente. L'obiettivo del teatro impresa è riuscire a dare alle persone che partecipano, possono essere titolari di azienda, manager o dipendenti che possono essere dall'IT manager fino veramente alla persona che sta in catena, dare la possibilità di mettersi nei panni di qualcun altro, perché alla fine è questo l'obiettivo. Solo se riusciamo a metterci nei panni di qualcun altro riusciamo a comunicare efficacemente, proprio perché siamo abituati quando parliamo a usare un linguaggio. E che anche le protesi in titanio sono stampate in 3D. Andate a pensare ora quante ore della vostra giornata passate fuori di casa. Sicuramente ho trovato utile conoscere le tecnologie principali dell'industria 4.0, c'è anche un nuovo modo di vedere la progettazione. Penso sia fondamentale restare aggiornati e quindi ero molto interessato a capire come inserire le nuove tecnologie all'interno della mia azienda. La difficoltà principale secondo me sarà la resistenza al cambiamento, all'utilizzo di nuove tecnologie diverse dalle precedenti e lavorare in modo diverso da come è sempre stato fatto.